Manlio Cardella, segretario della Confael, sulla vicenda dei lavoratori che sono stati licenziati da Edolambiente, che riguardano appunto dei lavoratori di Palma, Licata e Canicattì, che ancora però non sono stati richiamati dalla nuova azienda, diciamo, che dovrebbe assumerli. Ma vorrei dire questo, soprattutto puntualizzare che nella nostra provincia non vi sono lavoratori di serie A o di serie B ai quali possiamo intestare un tifo più o meno maggiore anche da parte delle istituzioni, perché quello che sta succedendo è molto grave, cioè nel senso che in applicazione della legge che nei fatti trasferisce le competenze dagli ATO all'SRR, alle nuove società di regolamentazione dei rifiuti, è previsto che questi lavoratori dovevano transitare dal lato alla SRR. Nei fatti è stata la SRR, il commissario straordinario Gueli, a intimare, a diffidare la Dedalo Ambiente in questo caso, ad avviare le procedure di licenziamento per di conseguenza assumere questi 21 lavoratori. Ebbene, queste procedure ritenute erronee dall'Ufficio del Lavoro e dall'Ispettorato del Lavoro in ogni caso sono state attivate e la Dedalo ha proceduto a licenziare 21 lavoratori. Giorno 1, questo licenziamento è datato 4 settembre e ancora siamo in attesa che il commissario straordinario della SRR Gueli proceda nei fatti a mettere in atto quello che egli stesso ha dichiarato con la diffida del 10 di agosto. Abbiamo già chiesto al prefetto e ci auguriamo che questo benedetto tavolo possa essere istituito, di farsi carico, di fare in modo che queste società nei fatti non sono aree private dove ciascuno fa quello che vuole, hanno il dovere di applicare la legge e le norme e se questo non avviene ci vuole che qualcuno glielo ricordi. Noi attendiamo con urgenza che i 21 lavoratori vengano assunti presso la SRR immediatamente.